Monsignor Guglielmo Biasutti asseriva che mentre ascoltiamo con attenzione la storia del battesimo ad Aquileia, dobbiamo domandarci come mai molti secoli fa era così intenso il desiderio e così fervente la domanda di diventare cristiani, mentre oggi si è quasi perso il significato del sacramento. Una volta il cristiano non provava queste difficoltà ed il lungo viaggio che spesso doveva intraprendere per ricevere il battesimo o per farlo ricevere i figli, ne sottolineava il valore. Ripercorreremo pertanto le vicende storiche alla scoperta del battesimo nelle origini e nell'antica liturgia della Chiesa di Aquileia e dello sforzo che questa sostenne per portare la parola di Cristo anche nelle vallate della montagna friulana. Infine, cercheremo una conferma all'ipotesi secondo la quale Monsignor Guglielmo Biasutti e il professor Remo Cacitti sostengono le origini alessandrine della Chiesa di Aquileia. La laguna di Grado, un luogo su cui si affaccia parte di quel territorio che Claudio Tolomeo nel II secolo definì il recesso intimo nell'inflessione del Golfo Adriatico in cui si scaricano i fiumi Tagliamento e Natisone. Ai margini di questa incantata laguna, su una duna del Belvedere di Aquileia, si trova la chiesetta ottagonale di San Marco, eretta nel 1747 sul posto in cui, secondo la tradizione, approdò il santo, discepolo prediletto ed interprete di Pietro, per portare la parola di Cristo nella città imperiale di Aquileia, importante crocevia di civiltà, avamposto della potenza di Roma e capitale della 10ª Regio Augustea Venezia et Istria. Dalla predicazione dell'Apostolo sarebbe sorta la Chiesa Madre di Aquileia. La critica storica ha relegato la tradizione marciana al ruolo di semplice leggenda e vuole la Chiesa di Aquileia sorta nella metà del III secolo. Diversamente, Monsignor Guglielmo Biasutti, dopo un'attenta analisi delle vicende storiche, liturgiche e di antichi documenti, pur non negando con certezza la presenza fisica dell'Apostolo, attribuisce la cristianizzazione dell'Alto Adriatico a missionari provenienti da Alessandria d'Egitto, retrodatando l'origine della Chiesa di Aquileia alla seconda metà del I secolo o al più tardi entro la metà del secondo. In ogni modo è risaputo che il vescovo Teodoro partecipò al concilio di Ars nel 314, sottoscrivendo negli atti. Pertanto, il fatto che al termine della grande persecuzione di Diocleziano Aquileia fosse già sede vescovile attesterebbe la salda presenza del cristianesimo con una comunità cristiana numerosa e fervente. Da qui il cristianesimo si propagò inarrestabile nel nord Italia e nell'Europa orientale, specialmente dopo essere stato proclamato dall'imperatore Teodosio nel 380 con l'editto di Tessalonica, religione ufficiale dell'impero romano. Il riferimento letterario più significativo di questo consistente fenomeno di evangelizzazione del vasto territorio della diocesi di Aquileia è il Sermo Rusticus, con il quale il vescovo Fortunaziano, nel IV secolo, si rivolgeva con le sue prediche alla popolazione, cercando di fornire un breve commento sui Vangeli.
Due straordinarie scoperte archeologiche attestano quale sia stato lo sforzo della chiesa di Aquileia per insinuarsi in modo deciso anche tra le genti delle vallate della montagna friulana, presso le quali il processo di evangelizzazione doveva contrapporsi con forti resistenze pagane. Nel mese di ottobre 2003, ad Illegio, piccolo centro vicino a Tolmezzo, le indagini archeologiche hanno posto in luce i resti dell'antica chiesa parrocchiale di San Paolo, costruita nel 1476 e abbandonata intorno al 1736 a causa di continui smottamenti del terreno. La prosecuzione degli scavi ha evidenziato l'esistenza di una precedente struttura ecclesiastica a pianta rettangolare, esattamente di 9,10 x 4,20 metri, suddivisa da un muretto in due piccoli ambienti quadrangolari. Nell'ambiente a est si è rinvenuto un annesso liturgico di eccezionale interesse: i resti di una piccola vasca rettangolare di circa 76 x 80 cm, con fondo in terra battuta e con pareti interne intonacate. Con molta probabilità si tratta di una piccola vasca dove il battesimo veniva amministrato per aspersione, versando semplicemente l'acqua sul capo. Le analisi al carbonio 14 datano l'impianto religioso tra la metà del IV secolo e la prima metà del V. A livello liturgico, il battesimo per aspersione era sicuramente diffuso agli inizi del cristianesimo, così come attestano alcune epigrafi di area aquileiese del IV secolo, come questa di Innocens Spiritus, conservata nel Museo Paleocristiano di Monastero ad Aquileia. Una lastra marmorea che segnava la tomba di una bambina mancata nella metà del IV secolo, definita nell'iscrizione Spirito Innocente. Alla piccina, in piedi entro una piccola conca circolare, viene amministrato il battesimo. Dall'alto scende su di lei l'acqua celeste che fluisce da un cielo stellato, in cui si libra sotto forma di colomba lo Spirito Santo. Monsignor Giancarlo Menis ritiene di poter riconoscere alla destra della piccina il celebrante che estende la mano verso di lei nel gesto della parola, mentre a sinistra un presbitero che le impone la mano, forse per l'unzione sulla fronte. Per quanto riguarda i due ambienti in cui era suddivisa la piccola chiesa, si ritiene che il muretto divisorio potesse giocare un ruolo liturgico funzionale, differenziando l'aula a est, dedicata alla celebrazione dell'Eucarestia, da quella a ovest, riservata ai catecumeni in preparazione al battesimo. I successivi scavi nei due ambienti quadrangolari hanno riservato un'ulteriore sorpresa: la presenza di strutture e manufatti che si ritengono pertinenti ad un piccolo sacello quadrangolare, ancora più antico, del quale non è facile chiarire l'uso. Le evidenze archeologiche riferite allo spazio esterno circostante, tra cui alcune buche da palo e la presenza di un acciottolato di accurata fattura, inducono a ipotizzare, attorno alle strutture in muratura, l'esistenza di un'area porticata con copertura lignea retta da pali. Questo impianto cultuale cristiano, che risulta precocemente abbandonato tra il VI e il VII secolo, rappresenta la chiesa più antica di cui al momento si ha conoscenza in tutto il nord Italia, precoce fondazione di un'ecclesia baptismalis, posta su una via di comunicazione verso il Norico nella vallata di Iulium Carnicum, a servizio dei primi missionari probabilmente giunti da Aquileia per la conversione delle popolazioni rurali. La seconda scoperta riguarda il sito sul quale sorge isolata la chiesetta di San Martino di Ovaro, menzionata da fonti scritte solo dal 1316. Dagli scavi eseguiti tra il 2000 ed il 2004 è emersa la struttura di una grandiosa basilica di circa 450 metri quadri, risalente al V secolo, la cui esistenza era completamente ignota. Sul lato settentrionale, in una fossa quadrata con un gradino interno, delimitata da grandi lastre in pietra, si vuole riconoscere un reliquiario, la cui presenza si spiega con l'importanza del culto delle reliquie dei martiri. San Severino affermava che una chiesa poteva essere consacrata solo dopo la deposizione delle reliquie. Nella zona più importante del complesso si trova l'arco delle fondamenta del banco presbiteriale,
un ampio seggio a semicerchio che ospitava i presbiteri durante le liturgie. Gli scavi archeologici hanno posto in luce anche 2 locali che avrebbero potuto assolvere la funzione di ricovero per i pellegrini e per gli ammalati, e una pavimentazione preesistente, appartenente forse a una domus romana, sulla quale si notano alcune scanalature che potevano costituire un ipotizzato impianto di riscaldamento. Diversi edifici di culto paleocristiano sono sovrapposti a resti più antichi di ville rustiche romane, probabilmente in conseguenza dell'adesione alla fede cristiana da parte dei proprietari terrieri che concedettero le abitazioni al fine di realizzare luoghi di culto. Le imponenti dimensioni della basilica hanno fatto pensare che il complesso avesse il ruolo di baptismalis ecclesia, cioè di chiesa destinata ad evangelizzare e ad amministrare il battesimo alla popolazione della zona. Infatti, sotto le lastre del pavimento dell'attuale chiesetta si sono scoperte opere murarie di notevole spessore, appartenenti ad un battistero con pianta poligonale, indipendente dalla basilica, all'interno del quale è stata scoperta una vasca battesimale esagonale di tipica impronta aquileiese. La grandiosità di questo impianto, seppur posto in un'area apparentemente isolata, distante da centri abitati e dalla via principale per il passo di Monte Croce, conferma che già in quel tempo il territorio era fittamente popolato e che la struttura era stata pensata dalla Chiesa Madre Aquileiese come base missionaria per un vasto comprensorio rurale che vi convergeva per ricevere il battesimo. Certamente faceva capo alla basilica tutta la Val Degano e probabilmente anche buona parte della Carnia. Non va dimenticata la reverenza verso questo antico luogo di culto, che si è tramandata oralmente di generazione in generazione, nonostante della basilica paleocristiana si fosse persa ogni traccia materiale e ogni ricordo nei documenti scritti. È rimasta solamente un'antica leggenda, secondo la quale la chiesa di San Martino era considerata la più antica della vallata e vi si battezzavano i bambini a testa in giù, un chiaro riferimento popolare del battesimo per immersione. Un forte contributo alla capillare diffusione del cristianesimo è stato dato dalle prime antiche pievi, chiamate anche chiese battesimali, considerate le strutture di base dell'ordinamento ecclesiastico, specialmente in tempi in cui, con la caduta dell'impero romano, le istituzioni della cristianità divennero il principale, se non l'unico, riferimento amministrativo e religioso sul territorio. La parola pieve si vuole derivata dal termine latino plebs christiana, usato dai padri della Chiesa con il significato generico di popolo di Dio, popolo di battezzati. Non va trascurato il fatto che attraverso la ritualità del battesimo la Chiesa effettuò anche un preciso censimento della popolazione. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Il battesimo venne formulato al tempo in cui i candidati erano in massa convertiti dal paganesimo. Interessava gli adulti ed aveva quindi il carattere di una solenne iniziazione per essere ammessi alla comunità cristiana. Come si legge dagli Atti degli Apostoli, all'inizio ogni luogo ove vi fosse dell'acqua era adatto per il battesimo: fiumi, laghi, impluvium delle case, piscine o bagni. La progressiva strutturazione di un rito sempre più ricco di simbolismi ed altre esigenze pratiche, quali ad esempio le condizioni climatiche e l'amministrazione del battesimo anche ai bambini, portarono a celebrare il rito in un luogo riparato. Dopo l'editto di Milano, con il quale nel 313 l'imperatore Costantino ammise la religione cristiana nei territori dell'impero,
inizia un'intensa opera di costruzione di luoghi di culto e oltre alle chiese furono edificati i primi battisteri, nei quali era collocato il fonte battesimale. Il termine battistero deriva dalla parola latina baptisterium, che indicava la vasca da bagno o la piscina del frigidarium negli edifici termali romani. Il rito battesimale, la conformazione del fonte e del battistero non erano casuali, ma rispondevano a determinate caratteristiche connesse a precisi simbolismi cristiani. I battisteri sorsero come edifici ben distinti dalla chiesa, con la quale spesso erano collegati mediante un corridoio aperto, affinché meglio si comprendesse che soltanto attraverso il battesimo si poteva accedere alla chiesa per partecipare all'Eucaristia. Solo in un secondo tempo furono incorporati nelle chiese e l'unica traccia superstite del ruolo di porta per entrare a far parte del popolo di Dio è la loro collocazione presso l'ingresso della chiesa, in genere a sinistra. Nei primi secoli il fonte battesimale non aveva l'attuale forma a calice, ma era costituito da una vasca affossata nel terreno. Più tardi si sviluppò un nuovo fonte, con vasca emergente dal pavimento. Il battesimo era amministrato per immersione, secondo l'antico rito cristiano che comportava per i fedeli l'immersione nelle acque del Giordano. La parola battesimo deriva dal greco baptismos, che significa appunto immersione. La vasca era posta al centro del battistero, quindi sempre staccata dai muri di parete, al fine di garantire ai battezzandi una migliore partecipazione al rito battesimale. Era rivestita con marmo, mosaico o cipollino, ma anche semplicemente con materiale impermeabile, ad esempio il coccio pesto, che si otteneva aggiungendo alla calce frammenti di ceramica o di mattoni triturati. Poteva essere provvista di impianto di immissione e deflusso dell'acqua e di alcuni gradini, in genere 3, per scendere e risalire. Un esempio singolare è costituito dal fonte battesimale del Duomo di Gemona del Friuli. Originariamente era un'ara sepolcrale romana, proveniente forse da Aquileia, del I o II secolo, finemente lavorata soprattutto nella rappresentazione del delfino recante a cavalcioni una figura umana. Dopo il IX secolo è stata scavata e riutilizzata dai cristiani che vi scolpirono 2 bassorilievi nelle testate. Uno rappresenta un bambino nella vasca battesimale, fra il battezzante ed il padrino, e l'altro un bambino già battezzato, innalzato e sostenuto da 2 angeli. La pianta dei battisteri era circolare oppure ottagonale, mentre la vasca generalmente poteva essere circolare, ellissoidale, esagonale, ottagonale o cruciforme. L'architettura dei battisteri di Aquileia è un bel esempio di come le pietre traducano il catechismo. Osservando le pietre possiamo comprendere non solo il loro valore archeologico, ma anche il valore che assumeva il battesimo per i nostri antenati. Ad Aquileia sono documentate 3 forme di vasca battesimale. La prima, di forma ellissoidale, costruita all'inizio del IV secolo durante l'episcopato di Teodoro. È considerata la vasca uterus battesimale della prima tradizione aquileiese e l'esempio più antico tra le vasche ellissoidali in Oriente ed in Africa. Si trovava al centro di un'aula quadrata pavimentata con mosaico e il diametro interno maggiore misurava 2,50 metri. Era rivestita di marmo e munita di impianto per l'immissione e il deflusso delle acque. Qui fu battezzato Cromazio, il grande vescovo che diede ad Aquileia una propria liturgia nella quale il battesimo ebbe sempre un posto di preeminenza.
L'ipotesi con la quale Monsignor Guglielmo Biasutti e il professor Remo Cacitti sostengono le origini alessandrine della chiesa di Aquileia potrebbe trovare conferma dalla forma di questa vasca, simile a quella ritrovata in un'antica chiesa di Alessandria, e da un particolare cerimoniale che accomuna le due chiese. Secondo le testimonianze di Epifanio di Salamina, il 6 gennaio in Egitto i fedeli si recavano sul Nilo con barche rischiarate da luminarie per attingervi l'acqua, considerata benedetta, la quale veniva conservata poi per tutto l'anno. La cerimonia si è mantenuta presso la chiesa copta sino al XVII secolo, in piscine scavate all'interno degli edifici di culto e chiamate in lingua araba magatis. Osserviamo allora che, in palese differenza da altri rituali d'Occidente, ad Aquileia la benedizione dell'acqua avviene proprio nel giorno dell'Epifania, un chiaro riferimento quindi alla tradizione alessandrina. Nella lingua araba ci sono due espressioni che richiamano la nostra attenzione. La prima, gitas, significa Epifania, mentre la seconda, Idu al-Maktis, significa letteralmente la festa del battesimo. L'Epifania celebra infatti la manifestazione di Dio nel battesimo di Gesù. La seconda vasca, di pochi decenni successiva a quella ellissoidale, era esagonale, simile a quella che si trova nel battistero di Santa Eufemia a Grado. Questo tipo di vasca è la più diffusa nel vasto territorio della metropoli. Vi ricevette il battesimo Rufino, originario di Concordia, che su incarico del vescovo Cromazio tradusse dal greco la storia ecclesiastica di Eusebio da Cesarea. Rufino adempì a questo compito tra il 402 ed il 403 e nella prefazione così si esprime. Nel tempo in cui rotte le difese d'Italia da Alarico, il morbo pestifero vi penetrò e devastò per ogni dove i campi. L'animo degli ascoltanti, assorto nella lettura, mentre si applicano per conoscere il passato, saprà dimenticare i mali presenti. Era chiara l'angoscia di una popolazione che si sentiva fortemente minacciata dalla presenza dei Goti di Alarico. L'esagono rappresenta la peculiarità della tradizione battesimale aquileiese ed il suo significato simbolico potrebbe essere connesso con i 6 giorni della creazione e con il 6° giorno, giorno della morte di Gesù. La terza vasca aveva forma ottagonale e si trovava al di sotto di quella esagonale dell'attuale battistero, così come constatato dalle indagini archeologiche che, oltre alla successione delle vasche, hanno portato alla luce un pavimento musivo appartenente a una domus romana, sul cui invaso era stato costruito il battistero. Sulla sua datazione sono sorte controversie. Alcuni attribuiscono la costruzione tra il IV ed il V secolo, durante l'episcopato del vescovo Cromazio, altri al tempo del vescovo Niceta, dopo la metà del V secolo. Un fonte battesimale ottagonale, gioiello artistico di prim'ordine, è custodito nel Museo Cristiano del Duomo di Cividale del Friuli. Risale all'VIII secolo e fu fatto costruire dal patriarca Callisto. Qui fu battezzato San Paolino, il patriarca artefice di un'importante riforma liturgica con la quale introdusse, tra l'altro, l'uso del calendario romano anche ad Aquileia. La forma ottagonale venne ideata e progettata da Ambrogio, vescovo di Milano, il cui prestigio ebbe molta influenza anche nell'ambito aquileiese per la parte da lui svolta nel concilio celebrato ad Aquileia nel 381. L'ottagono simboleggia l'8° giorno, il giorno della risurrezione di Gesù. La compresenza del numero 6 e del numero 8, realizzata nel battistero di Aquileia ed in quello di Grado, confermerebbe una mediazione avvenuta tra la liturgia aquileiese e quella ambrosiana. Infatti in un edificio compiutamente ottagonale è inserita la vasca esagonale della tradizione locale.
mai il venerdì e la domenica sono chiamati sesto e ottavo giorno? La spiegazione è abbastanza semplice. I cristiani appresero dagli ebrei il raggruppamento dei giorni in una settimana, posticipando però il giorno festivo dal sabato alla domenica. Gli ebrei, infatti, santificavano il sabato, settimo giorno, come prescritto dal terzo comandamento. Un autore orientale del III secolo riferisce che i cristiani già allora santificavano la domenica. I giorni della settimana ebraica non hanno nome, ma solo numeri distintivi. Primo giorno, corrispondente alla nostra domenica, durante il quale, secondo la Genesi, Dio dà inizio alla creazione. Secondo giorno, terzo, eccetera. Solo il sabato ha nome Shabbat, il giorno benedetto e santificato da Dio, quando portò a termine il lavoro che aveva fatto. Secondo la concorde testimonianza degli evangelisti, la resurrezione di Gesù avvenne nel primo giorno dopo il sabato, un modo strano di chiamare quel giorno che di fatto era il primo della settimana. La resurrezione cambiò il corso della storia poiché Gesù, con il suo sacrificio, liberò l'uomo dalla schiavitù del male e dalla morte. Con la resurrezione inizia quindi una nuova creazione. Secondo queste considerazioni, i padri della Chiesa chiamarono la domenica ottavo giorno, cioè il primo giorno della nuova creazione, per distinguerlo dal primo giorno del periodo antecedente la resurrezione di Gesù, la vecchia creazione. Dobbiamo ringraziare padre José Le Marier e don Raymond Etté per aver riscattato dall'oblio e riportato alla memoria gran parte degli scritti di San Chromazio. Le sue omelie hanno consentito la ricostruzione molto dettagliata della primitiva liturgia aquileiese e in particolare delle consuetudini seguite nel IV secolo per l'amministrazione del battesimo e la formazione dei catecumeni. Certamente il rituale del battesimo ha avuto una costante evoluzione nei primi due periodi che sono nettamente distinti fra loro, tanto è vero che alcune caratteristiche presenti nel primo non si riscontrano più nel secondo. Il primo periodo è compreso fra il IV secolo, da quando Aquileia ebbe una liturgia propria con la grande impronta del vescovo Chromazio, e la fine del dominio longobardo. Invece la dominazione dei Franchi nel IX secolo segna l'inizio del secondo periodo, caratterizzato dalla grande riforma attuata dal patriarca Paolino, amico di Carlo Magno. Nel IV secolo ad Aquileia si stabilì un periodo prebattesimale che poteva durare 2 o 3 anni, detto catecumenato, dedicato alla preparazione dei battezzandi, alla quale la comunità cristiana dava grande importanza. Il vescovo Teodoro fece infatti costruire, adiacente alla primitiva basilica, una vasta aula chiamata catecumeneo, che serviva appunto per le adunanze e per la formazione dei catecumeni. L'aula occupava un tratto delle navate centrale e di destra dell'attuale basilica. Al suo interno si possono ancora ammirare gli splendidi mosaici che abbelliscono il pavimento musivo paleocristiano più vasto d'Europa e che esprimono forti significati della catechesi prebattesimale. La lotta fra un gallo dal brillante piumaggio, simbolo della luce, e una tartaruga che nel nome ricorda il Tartaro, luogo delle tenebre infernali. Il premio è costituito da una coppa che rappresenta la salvezza eterna. 3 scene marine che narrano la storia del profeta Giona gettato in mare, ingoiato da un mostro e rigettato a riva dopo 3 giorni, simboli della passione, della morte e della resurrezione di Gesù. I candidati al battesimo venivano divisi in 2 classi, i catecumeni ed i competentes.
Questi ultimi erano quelli che si preparavano a ricevere il battesimo nella Pasqua seguente. I catecumeni che confermavano la volontà di diventare cristiani ed esprimevano il desiderio di diventare competentes dovevano iscriversi, dare il nomen all'inizio della Quaresima. Finalmente, dopo un intenso periodo di preparazione, arrivava per i competentes l'attesa notte di Pasqua destinata all'amministrazione del battesimo, la Nox Magna, la grande notte, la vigilia que super omnia vigilias est, la veglia più grande di tutte le altre veglie, che cadeva fra il 21 marzo ed il 25 aprile, così come stabilito dal primo concilio ecumenico tenutosi a Nicea nel 323, che voleva la Pasqua coincidente con la prima domenica dopo il plenilunio della luna di marzo, come al tempo della crocifissione, secondo le narrazioni dei Vangeli. L'importanza che assumeva il battesimo richiedeva di essere conferito con solenne maestosità ed il rito, che dava un nuovo corso all'esistenza del cristiano, era presieduto dal vescovo e doveva rimanere impresso per tutta la vita con ricordo indelebile. Intercalati da letture sacre, commenti, preghiere e canti di salmi, si susseguivano significativi riti, tra cui quello della lavanda dei piedi, considerato tra le particolarità più distintive della liturgia battesimale aquileiese, di chiaro influsso orientale, forse siriaco. Il vescovo, dopo aver illustrato ai competentes il significato del rito, metteva dell'acqua nel catino e lavava loro i piedi, asciugandoli poi con il panno di cui si era cinto. Seguiva poi la benedizione del fuoco, che doveva essere direttamente acceso con pietra focaia. Il celebrante iniziava il rito recitando una preghiera di cui riportiamo i passi salienti. Signore, creatore del mondo, autore della luce, che hai stabilito gli astri, te invochiamo per le tue opere in questa notte santissima. Benediciamo questo fuoco e le cose che da questo fuoco saranno accese o riscaldate saranno benedette. Brucia col fuoco dello Spirito Santo i nostri vizi, illumina i nostri cuori con la luce della tua sapienza e rischiara le nostre anime col calore della fede. Con il fuoco benedetto veniva acceso il cero pasquale, simbolo della luce eterna di Gesù Cristo, e in seguito tutti i luminari della Chiesa. Dopo questa cerimonia, il vescovo si recava nel battistero, dove procedeva alla benedizione dell'acqua battesimale. Prendeva in ciascuna mano un ramo di palma benedetta e ne immergeva una nel sacro crisma e l'altra nell'olio santo, e con l'una e con l'altra mano, separatamente, faceva un segno della croce con i due rami intinti nei sacri liquidi. Successivamente il cero pasquale veniva portato in processione nel battistero, e qui il fonte veniva circuito per 7 volte al canto dei versi del Rex Sanctorum. Il celebrante vi immergeva poi per 3 volte il cero pronunciando «Hic omnium peccatorum macule deleantur», qui siano cancellate le macchie di tutti i peccati. Allora i battezzandi, dopo essersi voltati per l'ultima volta verso occidente, terra delle tenebre, esprimendo così la rinuncia a Satana, uno per volta scendevano nella vasca e dopo la triplice immersione risalivano dalla parte opposta, verso oriente, terra di luce. La discesa nella vasca simboleggia la morte dell'uomo con il peccato, la salita, la rinascita dell'uomo redento dal peccato. I 3 gradini utilizzati per scendere e per salire simboleggiano la triplice professione di fede, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. I neofiti, quindi, indossata una veste bianca nuova, simbolo della nuova vita, che deponevano solamente la domenica successiva alla Pasqua, chiamata domenica in albis depositis, si presentavano al vescovo per la consignatio, il rito culminante e più significativo del sacramento battesimale. Il vescovo invocava lo Spirito Santo sopra i neobattezzati, quindi imponeva le mani sulla testa di ciascuno e faceva il segno della croce sulla loro fronte con il sacro crisma.
Ultimato il rito, i neobattezzati, chiamati probabilmente come a Cartagine infantes, entravano solennemente in processione nella basilica, accolti con un abbraccio di pace dalla comunità dei fedeli, e partecipavano per la prima volta alla liturgia eucaristica. Cromazzo in un'omelia, cioè un discorso fra amici, fra familiari, così si rivolgeva a chi era già stato battezzato. Hai ricevuto il battesimo e ti sono stati rimessi i peccati in virtù della promessa di rinunciare al male. E questa promessa è scritta in cielo. Stai attento a non ritornare nel peccato di prima, perché semel grazia battismi datur. La grazia del battesimo è donata una sola volta. Chi la dovesse perdere per sua negligenza o per sua infedeltà, diventa egli stesso responsabile della propria morte. Il patriarca Paolino, nel corso del Conventus Episcoporum Adripas Danubi, stabilì che il battesimo, oltre alla vigilia di Pasqua, si poteva amministrare anche in quella di Pentecoste, prevedendo nello stesso tempo l'eccezione a queste date: in pericolo di morte, in caso di assedio, in pericolo di naufragio o durante il carcere. La costante propagazione del cristianesimo rese difficile osservare la regola che prevedeva l'amministrazione del battesimo da parte del vescovo, ed il battezzare divenne comune attribuzione dei pievani. La consignatio da parte del vescovo venne di conseguenza distaccata dal battesimo stesso per essere conferita in seguito, dopo un certo tempo, diventando in tal modo il sacramento indipendente della cresima. Alla fine del nostro percorso va ricordato che accanto al battesimo d'acqua la Chiesa ha riconosciuto anche il battesimo di desiderio, chiamato da Lorenzo Ispano Baptismus Flaminis, battesimo di fuoco, che consiste nell'atto di contrizione che un'anima non battezzata fa prima della morte, accompagnandolo con il desiderio di ricevere il battesimo d'acqua. Ambrogio, nel suo famoso necrologio per l'imperatore Valentiniano II, assassinato nel 392, rivela espressamente «Unc sua pietas abluit et voluntas». La sua pietà per il desiderio di ricevere il battesimo lo avevano lavato. Il battesimo, il sacramento più importante della religione cristiana, il lavacro di generazione che conferisce il perdono dal peccato originale, un grande sì alla vita che viene consacrata a Dio per renderla eterna.